Grazie Roberto, allora raccontiamo questa storia. 23 anni, laureato da pochi giorni e già in cattedra. Tempi record per Andrea, insegnante di matematica, che ora accompagnerà alla maturità i suoi studenti che sono praticamente quasi coetanei. Alessandra Barone. Il primo giorno di scuola, l'incontro con i suoi studenti, le formule alla lavagna e una lezione di matematica. Elevata alla x. Andrea, 23 anni, si è laureato in fisica e astrofisica all'Università di Lecce la settimana scorsa. 110 su 110 è lode. 4 giorni dopo è già in cattedra. Neanche il tempo di festeggiare, ha inviato una lettera di messa a disposizione come supplente. Esaurite le graduatorie d'istituto, il liceo scientifico di Maglie, in emergenza per la mancanza di un professore di matematica, lo ha subito contattato. È stato molto emozionante, ho subito iniziato dalla quinta, come se insegnassi praticamente a mio fratello minore. Il sogno di insegnare fin da quando era tra i banchi. Ho sempre avuto un'idea sin da bambino che se una cosa l'hai veramente capita, lo capisci solo quando la riesci a insegnare a qualcun altro. Prepara ogni lezione con cura, cerca di applicare metodi più vicini alle nuove generazioni. Avendo vissuto questa esperienza da poco tempo posso comprenderli meglio, le loro ansie, le loro preoccupazioni. Ora la sfida più importante, accompagnare i ragazzi, quasi coetanei, all'esame di maturità. Il rapporto con un professore è estremamente importante e più vicino e alla propria stessa mentalità meglio si apprende d'altronde. Videochiamate al lavoro, a scuola, per un aperitivo in compagnia, Zoom era diventato sinonimo di tutto questo, fino ad entrare nel linguaggio comune, ma dopo il boom a Wall Street